Definirlo un salto di qualità epocale credo non sia un'esagerazione, perché posso presentare con orgoglio la più evoluta tecnologia al mondo per la chirurgia mini-invasiva che fra poco vedrete in azione. Con questo robot l'ULSS 4 può vantare una chirurgia di altissimo livello equiparabile a quella degli ospedali hub del Veneto. A dirlo il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, nel giorno di presentazione del nuovo robot chirurgico Da Vinci all'ospedale di Portogruaro, che rappresenta di fatto la consacrazione di un polo chirurgico che da tempo macina grandi numeri sia sul fronte quantitativo che qualitativo delle prestazioni chirurgiche erogate, diventando sempre più un punto di riferimento nel Veneto orientale e nel vicino Friuli Venezia Giulia. Con questa tecnologia contiamo di superare, di fare altri 200 interventi chirurgici all'anno, siamo già a numeri molto elevati, ma intendiamo sfruttarlo proprio al meglio anche per l'alto costo che questa tecnologia ha comportato di investimento per l'azienda di quasi 10 milioni di euro in 4 anni. Il bello di questa tecnologia è che a differenza di tutte le altre il chirurgo non opera sopra il paziente, cioè sopra il letto operatorio, ma opera a distanza. In questo momento potrebbe essere anche il paziente qui a Portogruaro e il chirurgo a Houston, in una città dell'America, perché appunto è a distanza. Questo avviene tramite un sistema per cui il chirurgo lavora su di una console guardando il paziente in 3D, quindi in una massima dimensione, e ci sono i bracci del robot che si muovono invece su 360 gradi in un letto operatorio che è collegato direttamente con il paziente. La presentazione nei giorni scorsi all'ex Silos di Portogruaro, sede del distretto sociosanitario, con i chirurghi dell'ULSS 4 in videocollegamento dal blocco operatorio ospedaliero per ragioni di sicurezza sanitaria in tempi di coronavirus. La console, come vi hanno già spiegato dalla sala prima, è molto confortevole, cioè molto comoda, nel senso che a distanza dal letto operatorio noi abbiamo la possibilità di manovrare lo strumento, poi vi faremo vedere, ma soprattutto abbiamo la possibilità di vedere il campo operatorio tridimensionale. Questi sono i joystick e i pedali che ci permettono di muovere gli strumenti. Faremo vedere poi un attimo proprio come c'è una possibilità eccezionale di questi movimenti. E altro importante da dire è che con i pedali si può utilizzare tutta l'elettricità che ci serve poi per fare continuare gli interventi. La chirurgia robotica è utilizzata come chirurgia mini-invasiva per interventi che richiedono un'elevata precisione, in particolare su campo di piccole dimensioni. Consente all'operatore di praticare un intervento chirurgico manovrando a distanza il robot. Rispetto alla chirurgia video assistita tradizionale, il chirurgo è fisicamente distante dal campo operatorio e siede ad una console dotata di un monitor dalla quale, attraverso un sistema complesso, comanda il movimento dei bracci robotici. A questi vengono fissati vari ferri chirurgici, pinze, forbici, dissettori che un'equipe presente al tavolo operatorio provvede ad indurre nella cavità sede dell'intervento. Per l'otorinolaringoiatria la cosa è un pochino diversa da quella dei miei colleghi, perché loro agiscono con metodiche laparoscopiche. Per noi l'utilizzo del Da Vinci è ancora più particolare, perché ci consente di fare cose passando attraverso la bocca che altrimenti non avremmo dovuto fare e abbiamo necessità di fare passando attraverso il collo o addirittura aprendo la mandibola, quindi interrompendo i tessuti del volto, con tutto quello che ne consegue sia in termini di morbilità, sia in termini di cicatrici, sia soprattutto in termini di degenza, di danno potenziale al paziente. La chirurgia otorinolaringoiatrica robotica si chiama TORS e comprende tutto sommato i tumori, la chirurgia oncologica dell'orofaringe, quindi della tonsilla, della base della lingua, della laringe sovraglottica, ma anche cose non relative alla chirurgia oncologica, come per esempio la chirurgia della base della lingua finalizzata alla risoluzione dei problemi di apnee ostruttive del sonno e delle roncopatie.